Daydreamer anticipazioni del 5 agosto. Jeanne vuole rivelare il suo fidanzamento con Sanem. In questa puntata la scena riprende a casa di Ivit. Jeanne e Sanem saranno sorpresi dall'arrivo di Emir insieme ad Aileen. Mentre stanno per far colazione, Aileen farà cadere di proposito un po' di cose dalla sua borsa, tra cui il prezioso anello di fidanzamento indossato precedentemente da Sanem. Jeanne lo vede e con l'anello tra le mani chiede subito delle spiegazioni. Sanem e Emir rimangono impietriti. Sembra che non ci sia nessuna via d'uscita che rivelare la verità. Ma è proprio Aileen a salvare Sanem da una situazione tanto scomoda. Confessa a Jeanne di aver comprato l'anello insieme ad Emir perché l'aveva visto al dito di Sanem e che le era piaciuto molto. Racconta che Emir ha comprato l'anello da Osman dopo che lui ha rotto con Sanem perché Emir le ha chiesto di sposarla. Con questa dichiarazione Emir viene incastrato da Aileen e Jeanne, all'oscuro di tutto, si congratula con loro. La questione sembra così risolta, anche se pare far parte di un nuovo piano di Aileen che coinvolge Sanem in nuove bugie. Jeanne chiede scusa a Sanem per essere stato un po' scortese con lei a causa della questione dell'anello. Tra i due sembra essere tornato il sereno, ma Jeanne è stanco dei loro incontri segreti e vuole rivelare alla famiglia di Sanem che stanno insieme. Sanem è contraria, per lei è troppo presto. Tuttavia Jeanne si presenta a casa sua e rivela a sua madre e a suo padre che Sanem lungo la scogliera l'ha baciata sulla guancia. Ma al momento di confessare la relazione interviene Sanem, che attribuisce a quel bacio solo un gesto di gratitudine per il suo capo, a causa della promozione ricevuta. Sanem quindi riesce ad evitare che i suoi genitori sappiano la verità. Intanto in agenzia è guerra tra Aileen e Eren. C'è da realizzare un nuovo spot per un'auto, ma le due donne litigano. Eren vorrebbe che il tema dello spot fosse romantico, mentre Aileen vorrebbe uno spot ricco di azione e di avventura. Per cui si divideranno in due gruppi e lavoreranno a idee diverse e poi vedranno i risultati attraverso un sondaggio tra ragazzi comuni. Sanem ovviamente sceglie di lavorare a tema romantico. Adesso non ci resta che guardare l'episodio. Io vi saluto e vi aspetto al prossimo video. Bye bye!